A proposito di medici, un altro dato abbastanza sconcertante a mio giudizio è quello dei medici, degli infermieri, degli OS, quindi il personale ospedaliero sociosanitario, che non si sono vaccinati. Sembra che in Veneto ce ne siano addirittura 17.500. Le regioni, compresa il Veneto, hanno scelto la linea dura, fioccano le sospensioni. Quali sono le conseguenze all'interno delle strutture ospedaliere? Che cosa si potrà fare per un ravvedimento massiccio, si spera, di tutti coloro che non vogliono vaccinarsi? Guardi, questa è la parte, diciamo, meno comprensibile, ma anche io ho massimo rispetto per chi non vuole vaccinarsi, ma figuriamoci, siamo davanti a una vaccinazione volontaria. Però è pur vero che dai sanitari uno si aspetterebbe un segnale, no? Perché poi se tu vai a chiedere perché non ti vaccini, ti dice, ma perché il vaccino non è sicuro? Ma perché il vaccino io non mi fido, è stato... Sì, ho capito, ma se tutti fanno questi ragionamenti, cioè il mondo sarebbe già in ginocchio. Invece abbiamo visto che la vaccinazione ha i suoi effetti. Io non faccio il difensore del vaccino, guardo in faccia la realtà. E dico anche che i vaccini che ci hanno inoculato negli anni, pensi da bimbi, no? Abbiamo fatto l'antipolio sul braccio. Cioè, si facevano quei vaccini in anni nei quali si usava la lente di ingrandimento nei laboratori, neanche il microscopio, lo dico come battuta. Oggi siamo in un momento nel quale, insomma, la ricerca scientifica e il livello di progettazione di un nuovo farmaco, di un vaccino, è assolutamente estrema.